Cari amici del Messaggero Veneto, oggi mi trovo a Mortegliano e andremo a scoprire qualcosa di più di questo campanile più alto d'Italia. Lo farò insieme a Aldo, che è il delegato della parrocchia proprio per la promozione e la sponsorizzazione del campanile. Innanzitutto ben trovato Aldo. Grazie a voi del Messaggero, un benvenuti, è un'ottima occasione per noi questa per lanciare il campanile più alto d'Italia. Benissimo, allora noi saliamo, ci aspettano circa oltre 300 gradini, poi saremo più specifici. Nel frattempo, seguiteci! Ed allora siamo arrivati al primo piano, alla sala dei concerti. Aldo, dici qualcosa di più. Ecco, grazie di nuovo a voi. Sala dei concerti dove qua abbiamo in programma diverse manifestazioni. Adesso però noi vi mostreremo il campanile fino in alto e ad accompagnarvi su e spiegarvi la storia del campanile saranno le due nuove guide che accompagnano i gruppi, che è Stefania Gigante e Alessandro Pennazzato. Qui ci troviamo all'uscita della prima terrazza. Ecco, potete notare la messa in sicurezza della prima terrazza dove tutti possono accedere e già da qua abbiamo un bel panorama, una bella vista della pianura friulana. Naturalmente da qua si possono ammirare degli splendidi tramonti oltre che a vedere il mare. Naturalmente con un po' di fiatone vi posso dire che qui abbiamo 6 rampe con 42 gradini ciascuna e ogni rampa ha uno spazio di 8 metri. Qui siamo sull'ultima terrazza e questa è la sede storica di Radio Mortegliano. Qui vedete le apparecchiature, i ripetitori. Radio Mortegliano, la prima radio libera cattolica nata in Italia nel 1978 e tuttora funziona ed è ascoltata in tutta Europa. Ecco, siamo arrivati a quota 90 metri e alla quota delle campane. Questa è la campana maggiore, ovvero la campana dei caduti. Ha un diametro di 170 cm e pesa quasi 30 quintali. Sopra ci sono incisi i nomi dei caduti nelle guerre di Mortegliano. Ed ora finalmente in cima proprio a questo meraviglioso spettacolo che state vedendo con i vostri occhi inizieremo a parlarne, ma innanzitutto quanto è alto il campanile di Mortegliano, che poi è il suo pezzo forte perché è il più alto d'Italia? È alto 113,20 cm. E noi invece ci troviamo esattamente a quanti metri? Noi ci troviamo a 82 metri. Bene, c'è tanta storia. Quando è iniziato tutto? Come si è sviluppato? La costruzione del campanile è iniziata nel 1955 ed è stato inaugurato il 20 settembre 1959. Ed ora insieme ad Alessandro continuiamo a raccontare la storia di questo campanile. Abbiamo sentito l'anno in cui è iniziato tutto, poi come si è sviluppato, cos'è accaduto? Beh, è curioso magari sapere che il primo livello del campanile è stato costruito da una ditta locale, dalla ditta Vesca, con la partecipazione della popolazione di Mortegliano, che ha contribuito come poteva per quella prima fase costruttiva. Poi i lavori invece sono passati diciamo ad una ditta di Pordenone, la ditta Pavan, che ha proseguito in maniera più industriale rispetto diciamo ai primi lavori. È bello sapere anche che in 5 anni di operazioni non è mai accaduto nulla di fatale, cioè non ci sono stati incidenti mortali e, come piace dire Alto, forse c'è stato qualche pestone di dita, ma non morti sul lavoro, che insomma è un tema attuale e io direi che è bello ricordare questo fatto.
Allora, diciamo che non viviamo nel mondo delle favole, quindi il campanile gode ottima salute, ma è stato sottoposto a 2 fasi di ristrutturazioni negli anni che ne hanno consolidato, diciamo, la struttura, quindi diciamo che può sfidare altri decenni. E poi il 1976, il terremoto, il campanile come si è comportato, che cosa è accaduto? Allora, come per tutto il nostro Friuli, anche il campanile ha avuto la prova più dura durante il sisma del 76 e le cronache ci dicono, e anche i testimoni ci dicono, che ha oscillato, ma si è comportato come i costruttori avevano in qualche modo forse previsto, anche se non si erano naturalmente augurati, e quindi è ancora qua e noi siamo qua sopra. E allora torniamo in compagnia di Aldo e iniziamo a parlare di qualcosa di più recente, perché allora, se abbiamo incuriosito i nostri lettori, ascoltatori del Messaggero Veneto, sicuramente dobbiamo dare un invito con tutte le referenze. Come si fa per raggiungere qui in cima e godere di questo spettacolo, ma soprattutto della storia di cui oggi abbiamo dato solo alcuni indizi, Aldo? Allora, l'accessibilità è per tutti dai 6 anni in su. È chiaro, non è aperto 24 su 24, naturalmente noi possiamo, siccome non è perfettamente a norma ancora, le sicurezze non sono tutte in regola, possiamo portare su a gruppi di 10-15 persone su invito. Noi questo lo facciamo 2-3 volte alla settimana. Generalmente ci piace portare su la gente per vedere i tramonti spettacolari che si vedono da qua su. Adesso fra 5-10 minuti ne vedremo uno, e prenotandosi alla Proloco o personalmente, chi mi conosce, no? Riescono a prenotarsi, e adesso che abbiamo anche Stefania Gigante e Alessandro Pennazzato disponibili, forse con la bella stagione riusciremo a fare anche 5-6 salite durante la settimana. Dunque dopo quello che avete visto, dopo lo splendido filmato del Messaggero Veneto, potete prenotarvi per venire a vedere questa meraviglia del Friuli.